secondo noi sicuramente uno degli asset strategici che ci hanno permesso di diventare quello che siamo oggi è stato questo grandissimo spirito comunque anche di sacrificio, di aver mantenuto il nostro lavoro e aver investito in una nuova identità, in una nuova azienda che potesse poi scaricare a terra le nostre idee. Questo è stato uno sforzo immane, immenso, soprattutto perché mantenere oggi due tipologie di lavoro, una all'interno di una multinazionale e poi dedicarsi a delle nuove sfide è stato sicuramente un grande sforzo, però è stata una grande opportunità e ci ha permesso di diventare quello che siamo oggi. La capacità di execution poi è fondamentale, le idee senza capacità di scaricare la terra e la forza restano solo delle idee. In Italia oggi abbiamo l'opportunità di avere grandissimi talenti, noi abbiamo un direttore di produzione che ci ha aiutato moltissimo con un'esperienza pluridecennale all'interno dell'ambito dell'uso dell'abbigliamento, che ha deciso di cogliere questa nuova sfida e convincere poi anche quello che è il tessuto manifatturiero ad investire in progetti che poi nel corso del tempo sono diventati degli asset importanti di fatturato per loro, arrivando a pesare addirittura anche un terzo del fatturato di alcuni laboratori grazie alle commesse che passiamo. Ecco, questo è un po' la nostra, diciamo forse lo spirito guida di tutto ciò è stato un po' il sacrificio e la voglia di credere. Quando credi in un progetto non è un sacrificio, per noi non lo è mai stato. Se ti piace qualcosa lo fai col cuore a qualsiasi ora della giornata.